Abbiamo avuto un picco importante di PM10 a 197 verso mezzogiorno. Ci eravamo già allertati precedentemente avvisando le scuole e chiunque facesse attività all'esterno e quindi abbiamo recuperato sicuramente la situazione. Situazione difficile per l'area sulla Marca. A complicare un quadro già serio a causa della siccità il rogo nel Bellunese che dalla mattinata di oggi ha aumentato i valori di inquinamento in tutta l'Alta Marca. C'è un disagio, un po' di paura questa mattina nella gente perché sentiva questo odore strano e l'aria si vedeva che era occupata, c'era del fumo, che c'era. Inquinamento che successivamente si è espanso a Conegliano e da lì in tutta la pianura trevigiana. Visivamente guardando verso nord si vedeva un'aria con molta foschia, che normalmente avremmo interpretato come una foschia, ma in questo caso qua si capiva benissimo che erano i fumi dovuti all'incendio. La cosa di cui siamo preoccupati, oltre a questo, è proprio il danno ambientale. Abbiamo visto delle scene che siamo abituati a vedere solo in televisione quando parliamo di Australia o di Florida o di altre zone, ma vederle così vicine, alzarsi la mattina dopo e respirare i fumi dell'incendio è qualcosa che veramente ha toccato tutti noi. Con questa situazione è inevitabile la sospensione di diverse iniziative all'aperto, prima tra tutte a Treviso il processo alla Vecchia che stasera tornava a Ponte Dante dopo 2 anni di fermo causa Covid. La situazione in questo momento è abbastanza difficile, abbiamo lavorato mesi per riorganizzarci e proprio per fare il meglio a questo. Purtroppo poche ore fa il sindaco ha dovuto emettere una ordinanza che vieta tutte le manifestazioni a causa di questa situazione che è qua in Veneto. Attenzione massima quindi alla salute dei cittadini con l'intervento in città della protezione civile, nonostante i valori siano scesi nel corso del pomeriggio. I picchi questa mattina erano sicuramente molto importanti, in questo momento la situazione è sicuramente migliorata. C'è da dire che abbiamo suggerito di non praticare all'aperto sport o di stare troppo all'aperto, di tenere le finestre chiuse e di lavare soprattutto la verdura che si mangia durante la giornata. Qui abbiamo deciso di fare un lavaggio straordinario di tutte le strade, specialmente in prossimità dei luoghi frequentati dai bambini, dagli anziani o di chiunque stia all'aperto. È un provvedimento che abbiamo deciso di fare immediatamente, viene fatto da oggi pomeriggio a domani mattina. Situazione sotto controllo quindi, mentre per il processo di Ponte Dante l'appuntamento è rinviato a sabato sera. Però entusiasti ci troviamo sabato alle 21 sempre qua al Ponte Dante e in diretta alle 21:15 su Antena 3. Vi aspettiamo perché dobbiamo rompere questo malocchio che in questo momento è sopra di noi. Che felicità!